Buonasera, anche per questa puntata Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888, edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. Il 25 novembre non è un giorno qualsiasi, si tratta della giornata contro la violenza sulle donne, una giornata internazionale che ci ricorda una verità tanto semplice quanto dolorosa, ovvero che la violenza non è un fatto privato, ma qualcosa che ci riguarda tutti. A volte si manifesta in modo improvviso, in altri casi diventa una gabbia che racchiude la sua vittima e le toglie tutto, la sicurezza, la libertà, la dignità e infine purtroppo nei casi più estremi anche la vita. In tutta Italia e in Veneto esistono una rete di centri antiviolenza, di case rifugio, di sportelli specializzati che lavorano ogni giorno per offrire ascolto, protezione, supporto psicologico e legale alle vittime. Servizi gratuiti che vengono offerti per essere accessibili a tutta la popolazione. Nel nostro territorio in particolare sono sparsi nelle diverse province e tra i più grandi possiamo dire il centro donna Ollus che si trova a Belluno, il centro donna ODV di Padova, il centro ISIL di Venezia e molti altri. Tra le iniziative che si sono svolte in questi giorni troviamo quella delle studentesse e degli studenti del liceo artistico, selvatico e Modigliani di Padova, che hanno realizzato con ferro e nastro un grande cuore rosso e se lo sono passati di mano in mano, formando una catena umana da Porta Portello fino al Piovego. Da quel momento il cuore è stato poi posato su un'imbarcazione che ha creato un corteo formato di caorline, di sandoli, di Sampierotte, oltre che anche una piccola parata umana che lo seguiva. Lungo il percorso sono state raccontate storie di donne venete, di 12 donne che sono state uccise all'interno del nostro territorio, donne più o meno giovani. Un gesto simbolico questo degli studenti, ovviamente, per sensibilizzare verso una tematica che non smette purtroppo di mietere vittime tra donne più o meno giovani. E spesso la colpa di queste donne è quella di amare troppo il loro carnefice, di arrivare a confondere la linea tra l'amore e la violenza e di tollerare qualcosa che con l'amore ha ben poco a che fare. Come sempre io vi saluto, vi auguro un buon Veneto Regione, un buon Veneto giornale e una buona serata. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk, io sono Matteo Venturini e anche questa sera siamo in diretta su Caffè TV24. Caffè TV24 è raggiungibile attraverso il canale 88 per il Friuli Venezia Giulia, il 112 per la Lombardia, mentre per il resto del Veneto orientale 85 e a livello nazionale 133 Freccia su, selezionare Regione Veneto e poi Caffè TV24. Anche oggi siamo qui a parlare di temi di attualità con i miei ospiti che oggi vado a presentare. Abbiamo Fabio Casetto. Ciao Matteo e ben ritrovati a tutti. Monica Di Monte, psicologa e psicoterapeuta. Buonasera a tutti. Cinzia Mattiolo, psicologa dello sport e mental coach. Buonasera. E Giorgia Lucchetta. Buonasera a tutti. Ecco, abbiamo già visto ovviamente anche il nostro pubblico che l'avete sentito in studio presente, avete già sentito uno dei due temi che andremo ad affrontare questa sera e che andrà ulteriormente a sviluppare il nostro giornalista Alessandro Biz che ogni sera e ogni puntata ci dedica uno spazio. Buonasera al pubblico di Attuali Talk, al conduttore Matteo Venturini e agli ospiti in studio. Oggi è il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Una data che esiste
dal lontano 1993, ma di cui questo tema solamente negli ultimi anni è arrivato al centro delle conversazioni pubbliche. Per decenni la violenza sulle donne è stata vista come un fatto privato, qualcosa da nascondere, da minimizzare, da giustificare. E quando una società nasconde un problema, quel problema non può che crescere. Oggi però viviamo il paradosso opposto, se ne parla ovunque, eppure la violenza non scompare, anzi, i delitti, le aggressioni, le storie di controllo e di umiliazione continuano. Perché? La responsabilità non è solo di un territorio, di un'etnia o di una religione. La violenza sulle donne non ha accenti, non ha confini, non ha bandiere. È un problema culturale, profondo, radicato. Un'idea malata, ancora troppo diffusa, secondo cui l'uomo possiede la donna. Un modello che si trasmette di generazione in generazione se nessuno lo interrompe. E qui arrivo ad un argomento che come amministratore ho voluto affrontare con percorsi di affettività nelle scuole dell'obbligo, medie ed elementari, soprattutto appunto con i più piccoli, percorsi sull'affettività, sul rispetto, sul riconoscere le emozioni, sul saper accettare un no senza per questo sentirsi sconfitti. Ecco, purtroppo non tutte le scuole lo fanno e questo potrebbe essere un errore enorme, perché è proprio lì, nelle prime classi, che si possono cambiare davvero le cose. Non solo nelle piazze con i palloncini rossi, non solo negli eventi una volta all'anno. Quelli sono simboli importanti che servono a creare attenzione, ma l'attenzione non è educazione e l'educazione non è spettacolo. La verità è che se vogliamo un paese diverso, dobbiamo investire nei bambini di oggi, non negli adulti di domani, quando sarà troppo tardi. È un lavoro lungo, faticoso, quasi invisibile. I risultati non li vedremo tra un mese e neanche tra un anno, li vedremo tra 15, 20 o 30 anni, ma quando si parla di violenza non esistono scorciatoie, o si lavora lì o non si cambia nulla. E poi c'è un altro aspetto. Ogni volta dopo un femminicidio diciamo mai più. Lo diciamo tutti, lo diciamo forte, ma se non mettiamo mano alla cultura, se non insegniamo ai nostri giovani cosa significa rispetto, libertà, affettività, quel mai più resterà solo una frase vuota, buona per i titoli e per i social. E allora questa volta, invece del solito mai più, proviamo a dire una frase diversa che ci impegna davvero. Cominciamo adesso. Cominciamo nelle scuole, nelle famiglie, nei giochi, nelle parole, perché la violenza sulle donne non è un fatto privato, è una cartina di tornasole della nostra civiltà e se vogliamo un futuro diverso dobbiamo costruirlo proprio partendo dai più piccoli. Buona serata. E grazie ad Alessandro Biz per il prezioso contenuto. Partiamo con i temi della serata. Come avete visto e potete immaginare, si parlerà ovviamente della giornata odierna istituita contro la violenza delle donne, ma anche dei giovani. Però partiamo con una prima domanda che rivolgo a Monica Di Monte e anche a tutti gli altri ospiti ovviamente. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, approvata inizialmente dall'ONU nel 1993 come dichiarazione sull'eliminazione della violenza e poi istituita nel 1999 appunto il 25 novembre. Perché si è aspettato così tanto? Ma allora, nel 93 la violenza sulle donne è stata riconosciuta come una violazione gravissima dei diritti umani, quindi è stato fatto un primo passo importante, poi sappiamo tutti che non è così facile, no? Tra il dire e il fare c'è sempre un percorso che è necessario attraversare. L'ONU è l'organizzazione delle Nazioni Unite, quindi mettere insieme nazioni diverse che avevano prospettive
diverse nei confronti della violenza non è stata cosa semplice. Le, diciamo, nazioni più preparate erano quelle del Nord Europa all'epoca e del Nord America. Tutto il resto ha fatto un po' fatica ad accettare di allinearsi su aspetti anche, diciamo, che, sì, strutturali, che poi hanno portato finalmente nel 1999 ad istituire questa giornata, che è una giornata simbolica importante perché è una scadenza che ci ricorda a tutti quanto fondamentali siano le lotte che dobbiamo fare a diversi livelli per contrastare il fenomeno e per sradicarlo, dico io, si spera molto presto, definitivamente. Passo la parola a Cinzia Mattiolo. Sì, mi unisco a quanto detto dalla collega, mi unisco e mi ricollego a quanto detto dal giornalista Alessandro prima nel suo contributo. Serve un approccio e un cambiamento culturale indubbiamente, che certo è responsabilità della scuola, ma è responsabilità della famiglia, è anche responsabilità della famiglia, anche perché è responsabilità di tutti noi. Servono tempi e servono tempi maturi ed oggi che è un 25 novembre, che apparentemente è maturo del 2025, per cui sono passati degli anni da quel 1999, i tempi non sembrano essere ancora maturi. Ecco, questa è la riflessione che a mio avviso dobbiamo fare tutte e dobbiamo fare tutti in un unico coro. È una scadenza, indubbiamente, quella del 25 di novembre, ma che deve essere ripetuta e deve essere ricordata per tutti i giorni dell'anno, nelle formazioni, nelle sensibilizzazioni, nella presa di consapevolezza di tutta la collettività, perché è vero, è e rimane a volte un fatto privato da tenere ancora all'interno delle mura domestiche. Noi sappiamo che i numeri che noi conosciamo sono dei numeri legati alle denunce, ahimè sono legati a dei numeri legati ai femminicidi, per cui all'evento più tragico a cui continuiamo ad assistere, ma c'è un numero di sommerso che non emerge. Lì dobbiamo iniziare ad impattare tutti. Grazie Cinzia. Giorgia? Sì, io sono assolutamente d'accordo con quanto detto da Cinzia e Monica. La complessità del percorso storico e culturale che ha portato, diciamo, a istituire questa giornata e di conseguenza anche a riconoscere un'autonomia concettuale e valoriale alla nozione di violenza di genere è stato un percorso per l'appunto lungo e articolato. Credo che la difficoltà sia stata prevalentemente culturale, c'è stata una difficoltà nel superare una sorta di appunto reticenza sociale nel riconoscere la violenza di genere come una violazione di diritti umani. Prima si parlava proprio di questo. Quindi sicuramente per molti anni la violenza contro le donne è stata concepita, è stato detto poco fa, come un fatto privato, una questione privata di rilevanza unicamente all'interno delle mura domestiche. Grazie al percorso svolto ci è voluto del tempo, abbiamo dovuto attendere quasi le soglie del nuovo millennio, ma insomma l'ONU, dopo un percorso di presa di consapevolezza comune, condivisa, ha riconosciuto nella violenza contro le donne non un fenomeno domestico ma una manifestazione di uno squilibrio di potere, di differenze di genere, quindi finalmente si è posto l'accento su quanto la società attribuisca a uomini e donne poteri, ruoli, competenze, attributi differenti e su quanto la violenza nasca anche in parte da questo. C'è stata poi, insomma, è stato un percorso graduale, l'abbiamo visto, c'è stata poi anche la Convenzione di Istanbul del 2013 che è stato insomma un atto importantissimo a livello europeo perché vincola di fatto gli stati sottoscrittori a
a prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Però penso che la giornata di oggi sia importante non soltanto per commemorare quanto è già stato fatto, ma anche per insomma, ricordarci di quanto manca ancora da fare. Insomma, ci sono stati anche diversi sondaggi negli anni scorsi che hanno dimostrato quanto la consapevolezza sociale e l'opinione pubblica sia ancora in parte contrastante, non concorde. Si è parlato di riconoscere un'autonomia, una fattispecie di reato autonoma per il femminicidio, cosa che insomma sembra stia approdando a definizione. Insomma, credo che ci sia ancora tanto lavoro da fare anche a fronte di una violenza che spesso e volentieri cambia anche forma. Negli ultimi tempi abbiamo visto anche insomma, come è evoluta la violenza digitale, la violenza posta in essere attraverso i social, i telefoni, e si è parlato di revenge porn, di condivisione non autorizzata di immagini intime. Ci sono varie forme di violenza e proprio perché sono tante, spesso silenziose, non facili da intercettare, credo sia insomma, opportuno riflettere tanto anche sulle soluzioni più efficaci che dobbiamo trovare insomma, quanto prima. Grazie Giorgia. Io volevo dire una cosa prima di passare la parola a Fabio, ed è questa si sta parlando di una giornata internazionale e noi stiamo pensandola, perché è una cosa più che normale, da italiani. Però in effetti ci sono delle nazioni nelle quali proprio non è concepito assolutamente il concetto di, cioè il concetto di violenza privata effettivamente non, noi lo riusciamo a elaborare in una certa maniera, loro probabilmente fanno molta più fatica perché è una cosa così automatica e normale che è anche grave solo per noi immaginarlo. Ecco. Fabio. Sì, mi fa riflettere la domanda appunto perché si è aspettato così tanto, fa riflettere quello che ha detto Dabiz, poi anche chi mi ha preceduto, che si è dovuto attendere fino ai primi anni 90 per cominciare a far emergere un qualcosa che è sempre esistito, che c'è sempre stato e che è sempre stato minimizzato, è sempre stato appunto come è stato già detto chiuso e mantenuto chiuso dentro le mura domestiche. Poi così provo un attimo a riflettere, veniamo dagli anni 80, primi anni 90, cominciavano a veicolare le notizie, si cominciava il mondo stava proprio cambiando, si stava velocizzando il mondo e certe tematiche cominciavano a prendere piede e quindi fortunatamente l'ONU se ne è, passatemi il termine, accorto che era una questione molto, molto seria da prendere in considerazione per poi arrivare appunto a 6 anni dopo all'istituzione di questa giornata che proprio oggi appunto ricorre. Ma mi fermerei qui, ma più che altro per non ripetere tutto quello che è stato detto già bene prima, ma sì, ripeto quello che ho detto, è assurdo pensare che per molti anni, adesso sono 30 anni, 35 anni appunto che 30 anni che se ne sta parlando, che si cerca quotidianamente di contrastarlo con azioni sui territori, con azioni politiche, con azioni sociali. Abbiamo menzionato prima, sono stati menzionati prima tutti i centri antiviolenza che sono sui territori, però comunque i dati parlano che non è ancora sufficiente. No, assolutamente, deve cambiare la mente umana, deve cambiare anche il tessuto sociale, deve cambiare, devono cambiare le nostre emozioni. Perché dico questo? Perché anche di fronte ad una donna che denuncia, c'è perplessità, si riflette, si cerca di capire prima che cosa è accaduto in casa, per quale motivo è scattata la reazione violenta. Io sarei più determinata nel mettere in protezione una donna e poi se ne parla, ma già quell'atto, quella richiesta d'aiuto è una finestra su un mondo nascosto che deve venire a galla, e per venire a galla chi lo intercetta deve essere certo che quello che sta accadendo è qualcosa che parla di un rischio, che parla di un grosso problema. Quindi diciamo che da quando il vaso di Pandora si è aperto ci è voluto tempo e ci vuole ancora tanta sensibilizzazione al fenomeno per far comprendere alle persone che
può capitare a me di avere un vicino, una vicina, una persona che conosciamo che magari agisce violenza sulla sua compagna. Per fortuna da quest'anno si parla di femminicidio, quindi è un reato che è stato definito in quanto tale, cioè quella violenza è una violenza diretta ad una donna perché è donna. Quindi non bisogna più cercare le giustificazioni a questo tipo di reato. Il reato è quello: se si fa del male a una donna e la si uccide, ahimè, si parla di femminicidio, quindi si è già strutturato qualcosa attorno a questo fenomeno, purtroppo, attorno ad un epilogo che è evidentemente drammatico. E non voglio occupare troppo spazio, ma volevo introdurre questo tema che mi sembra importante, che è quello proprio del cambiamento della nostra società, del cambiamento. E qui lancio una provocazione, ma è davvero una provocazione, nel senso che bisogna discuterne, un cambiamento radicale da una società molto strutturata in senso negativo, se parliamo della relazione uomo-donna, ma strutturata, ad una epoca storica nella quale invece la fluidità, come dire, crea la perdita dei confini. Tanto è vero che adesso le nuovissime generazioni sono generazioni che sono violente, ma nelle quali la violenza è sia maschile che femminile. Quindi questo è un tema, insomma, che secondo me è da battere. Mi riallaccio un po' a quello che hai un po' anticipato. Nonostante la grossa sensibilizzazione tra conferenze e scuole, che sono, diciamo, le occasioni nelle quali si può parlare di questo, la violenza ai danni delle donne ancora esiste, ed in casi si sentono ovviamente giornalmente. Questa è la parte più drammatica, diciamo, di tutta questa cosa. Cerchiamo allora di costruire insieme questa sera, ipotizziamo ovviamente, una soluzione, e vorrei ripartire da Cinzia. Io vorrei aggiungere un tassello anche, che è legato alla violenza psicologica, a quella violenza emotiva, quella che potrebbe essere anche vista come una violenza subdola. È quella latente, è quella strisciante, è quella che non si vede nei lividi, ma è quella che si vede poi nell'agito di tutte le signore e di tutte le ragazze che possiamo incontrare nella nostra quotidianità. Dovendo, Matteo, pensare ad un modello, volendo pensare proprio di ripartire, anzi di continuare a vivere, perché non si riparte, si continua, ecco, avere sensibilità maggiore per le parole, insomma, lavorare sulla gentilezza di una parola che assume un significato. Le donne continuano ad essere discriminate, insomma, in un ufficio sappiamo perfettamente che se sono presenti insieme un uomo e una donna di pari livello, tendenzialmente l'ospite si rivolge all'uomo come se fosse responsabile della struttura o responsabile dell'ufficio. Noi ci guardiamo e sorridiamo perché probabilmente questo lo vediamo nella quotidianità. E volendo ripartire, io mi interrogo su questo. Allora, innanzitutto avere fiducia in se stesse. Io lo potrei consigliare alle ragazzine, alle bambine, alle ragazzine che sono in esplorazione del mondo, per cui costruendo anche una fiducia, una self-efficacy, no? Continuare nonostante gli ostacoli, perché gli ostacoli indubbiamente ci sono. Per cui sicuramente quel processo educativo di cui abbiamo parlato noi, della scuola, della famiglia, di tutte le agenzie educative. Adesso le agenzie educative sono 3, la famiglia, la scuola e l'agenzia sportiva. Rimane ferma anche la parrocchia perché è un luogo di aggregazione nelle nostre realtà, quella è un'altra agenzia educativa importante, però negli ultimi anni le prime 3 sono quelle che hanno assunto un maggior peso. Partire da lì, insomma, far capire che non si deve scimmiottare un modello, non è il maschile che dovremmo inseguire, ma questo ce lo diciamo da qualche anno, ma dobbiamo aumentare la consapevolezza del proprio valore. Ecco, uscire anche dalle dinamiche di rabbia, insomma, entrare nelle dinamiche di positività. Insomma, che io mi occupo di questo nella mia quotidianità, però insomma questo potrebbe essere un piccolo tassello, no?
aggiungo il mio pezzetto di puzzle, poi ogni ospite aggiungerà il proprio tassello. Ma visto che ci siamo, spiega di che cosa ti occupi, Cinzia, che così diamo una panoramica anche a chi ci sta guardando. Allora, io sì, dico che mi occupo di cose belle perché sono una psicologa dello sport, sono una mental coach, seguo il Calcio Padova da 10 anni, per cui rimanendo nella città, nella nostra città, sono colei che ha la responsabilità dell'area psicologica e mentale dei ragazzi che poi arrivano a fare i propri debutti nelle prime squadre. Ecco, di questo mi occupo, poi insomma, seguo anche altre realtà. Cose belle, anche il mondo dell'azienda, della performance. Qui ho una tendenza a rafforzare ciò che sia dentro, a quella motivazione intrinseca. Non dobbiamo aspettare ciò che accade fuori, noi non dobbiamo aspettare che ci siano conferme dall'esterno, perché saremmo sempre vittime, sia al maschile che al femminile, insomma, parlo sia ai giovani che alle giovani, saremo sempre subordinati al giudizio di qualcun altro, perché invece avere fiducia nelle proprie capacità, con tutti i propri limiti, ci dà una maggior forza. Allora, visto che sei psicologa dello sport, passiamo la palla. Sì, passiamo la palla. Alla nostra Monica, che ecco, presentati anche tu allora a questo punto. Va bene, io sono invece uno psicologo clinico, quindi mi occupo di cose meno belle, nel senso che mi occupo di, insomma, disturbi e tutto quello che può essere una difficoltà interpretata mentalmente, quindi manifestata anche in questo senso. E sono un'appassionata del mio lavoro, ma sono anche all'interno di associazioni di categoria, quest'anno anche consigliera all'ordine, quindi mi occupo anche insomma, un po' della parte più politica e strutturale della nostra professione. Concordo con Cinzia sulla necessità di attenzionare le origini della violenza, quindi la violenza psicologica, la violenza che nasce in maniera silenziosa e che poi diventa sempre più forte, sempre più strutturata fino ad esplodere in quei fenomeni di maltrattamento che sono più visibili, ma il maltrattamento nasce proprio da un atteggiamento mentale e psicologico fortemente manipolante nei confronti della donna. E pensando alle agenzie educative, alla famiglia, alla scuola, allo sport, io dico che in questo momento storico molto devono fare le due agenzie scolastica e sportiva per recuperare quello che purtroppo in famiglia in questo momento manca. Perché manca? Manca perché i modelli educativi sono cambiati fortemente, cioè i confini, mi permetto di dire che i confini in casa vengono dati molto poco, la legittimazione ad esprimersi senza immaginare quello che si può arrecare all'altro è qualcosa che è molto presente adesso nel tessuto sociale, nel tessuto familiare. Tra l'altro le famiglie unite, come dire, in maniera continuativa sono poche, è espressione anche questa del cambiamento, famiglie monogenitoriali, diciamo partner che cambiano, quindi i figli crescono in una dimensione che è molto fluida anche quella, molto come dire, non ferma, non fissa. Quindi tutto cambia e loro non riescono, questi soggetti, i figli di questo tempo, non riescono a strutturarsi e anche a strutturare dei comportamenti che siano, come dire, corretti. C'è l'assenza della comprensione delle proprie emozioni, quindi bisogna fare un lavoro grande su questo, no? Sull'aspetto emotivo, insegnare a questi ragazzi a distinguere le emozioni e a viverle nella maniera più adeguata, rispettando naturalmente l'emozione dell'altro, quindi l'affettività dell'altro, questo manca. Fabio? Accolgo l'invito di Cinzia di aggiungere ognuno un tassello. Credo
credo che di tasselli ce ne sarebbero tanti. Io partirei da una maggiore sensibilizzazione e formazione a livello scolastico, perché tutto comunque parte da lì, dall'età scolastica. Ok, la famiglia, ok, lo sport, però comunque ogni individuo inizia un percorso formativo, e credo che all'interno delle discipline, delle esperienze che un bambino, poi crescendo un adolescente, deve assimilare, ci sia anche la consapevolezza di quello che lo aspetterà strada facendo negli anni, e una consapevolezza appunto del rispetto del prossimo, della donna, ma comunque del prossimo in generale. Ma agganciandomi a questo, serve comunque anche un cambio netto culturale che coinvolga anche e soprattutto gli uomini, perché parliamo sempre di serve questo, serve l'altro, ma alla fine serve che gli uomini prendano consapevolezza di quello che è, di quello che combinano, e quindi bisogna trovare qualche soluzione, e anche la svelta, devo dire, visti i numeri che girano quotidianamente. Sì. Oggi è stato veramente una giornata triste per i numeri, fondamentalmente, perché mi sono messo già da questa mattina su Sky, quando cominciano la mattina a dare le notizie, tra i prime, dopo i risultati elettorali hanno dato questi numeri, e sinceramente da uomo non ho iniziato bene la giornata, ecco. Quindi sicuramente vanno coinvolti tutti i soggetti. E poi, terzo tassello, la metto lì, anche una giustizia più efficace. Una giustizia più snella, più efficace, e mi aggancio a quello che hai detto tu, Monica, prima, anche prevenire, quindi isolare subito la vittima, ok? È il primo passo. Sicuramente, ma anche, adesso non so se è una questione di giustizia o di chi fa la tua professione o altre professioni, anche cercare di riconoscere di più i segnali, perché tante volte ci sono i segnali, non li vediamo, non li si vedono, non vengono diffusi, non vengono captati, quindi lavorare molto sui segnali. Ecco. Posso... Ah, scusa Monica. No, volevo dire solo una cosa e poi ti passo subito la parola, Cinzia. Questi uomini, stavo riflettendo, no, su questi uomini che uccidono, che ormai sono fuori dalla scuola, quindi è vero che noi dobbiamo proteggere le nuove generazioni, è vero anche che però tutto quello che accade in una società che è fatta di uomini e donne, che insomma over 30, forse no, anche meno, perché insomma l'ultimo femminicidio è stato compiuto da un 29enne, mi pare, quindi insomma siamo lì, e questo ha a che fare con la necessità di sensibilizzare, di fare proprio opera di informazione costante, che non sia solo appunto il 25 novembre, ma che tutto l'anno sia un anno che garantisca alla nostra società di poter lavorare su di sé e comprendere che alcuni modelli di riferimento sociali devono essere distrutti. Noi dobbiamo imparare la simmetria, dobbiamo imparare che avere ruoli diversi non significa essere migliori, peggiori, più importanti, meno importanti, e quindi in un ruolo diverso possiamo legittimarci autonomamente ad agire con aggressività e con prevaricazione e con violenza. La simmetria è un concetto molto profondo che per esempio nello sport, e così ti passo la palla, è molto presente, e insomma dovremmo imparare di più, ecco, ad essere sportivi nella nostra vita quotidiana. Cinzia? Allora mi prendo la palla, perché legando allo sport penso alla fatica di voler vedere, no, saper cogliere i segnali, ma far la fatica, individuati i segnali, di poter intervenire in qualche modo. Perché a volte i segnali possono essere anche individuati, però serve una gran dose di fatica, perché bisogna esporsi, bisogna mettersi in primo piano, bisogna rischiare. A volte si rischia anche di sbagliare, di aver visto qualcosa che magari apparentemente non c'è, e forse non siamo ancora pronti. Parlavamo di vicinato, di responsabilità. Io prima, quando dicevo responsabilità di tutti,
perché è così, non è che lo dico solo io come CITA, come professionista, ma come cittadina lo dice anche la legge. Abbiamo la responsabilità di intervenire e di mettere in sicurezza un altro essere umano, qualora individuassimo pericolo di vita. E un'altra riflessione che volevo fare in riferimento a quanto detto prima è che noi portiamo sempre dei modelli anche di uomo che sono legati alla negatività. E quante volte invece siamo o abbiamo la forza di portare altri modelli? Perché quanti uomini ci sono che sono rispettosi, che sono gentili, e quanto la gentilezza a volte nell'uomo viene vista come fragilità. Anche questo potrebbe essere un altro tassello. Portiamo dei modelli virtuosi, facciamo vedere ai ragazzi che sono fuori effettivamente dalle agenzie educative che si può essere maci in altro modo. Bello spunto. Giorgia? Sì, io intanto ringrazio Cinzia, Monica e Fabio per i contributi, perché mi hanno aiutato a ragionare molto su quelle che possono essere le problematiche e le possibili soluzioni. Quello che mi sembra di aver colto è il fatto che forse non è più sufficiente pensare a una soluzione unitaria, guardare in un'unica direzione o ragionare per compartimenti stagni. Serve una strategia integrata, un ecosistema in qualche modo fatto di cultura, istituzioni, anche normative adeguate, strumenti adeguati, quindi indubbiamente la prevenzione primaria, se vogliamo, avviene a livello culturale, sicuramente scolastico, integrare nei percorsi, insomma nei piani didattici dei percorsi educativi in cui si parli di parità di genere, di gestione adeguata dei conflitti, di consenso è fondamentale, ma è fondamentale forse anche per sviluppare un linguaggio condiviso, un lessico sociale improntato al rispetto e al consenso come basi fondamentali elementari necessarie per qualsiasi interazione umana. E poi naturalmente la normativa è chiamata ad adeguarsi un po' alle evoluzioni che avvengono a livello sociale, quindi mi aspetto e mi auguro che la direzione sia quella di vedere delle normative sempre più rilevanti nel contrasto di tutte le forme di violenza. Mi aggancio a quello che si diceva. Spesso e volentieri quando ragioniamo sulla violenza pensiamo alla violenza fisica, all'aggressione fisica, ma la violenza psicologica, la violenza economica, la dipendenza che queste situazioni creano sono altrettanto dannose e necessitano di interventi mirati. Quindi io ricordo anche recenti direttive anche a livello europeo, senza ragionare solo a livello nazionale, che mirano a contrastare anche i fenomeni di stalking e altre fattispecie di questo tipo. Poi sicuramente credo sia necessaria anche una risposta istituzionale, nel senso che a una risposta legislativa occorre anche potenziare quelli che sono i centri antiviolenza, le case rifugio, sviluppare delle prassi che garantiscano dei tempi di risposta da parte delle forze dell'ordine efficaci, anche in termini di quello che si diceva prima, no? Di migliorare la nostra capacità di valutazione del rischio per prevenire anziché intervenire solo a cose fatte quando ormai purtroppo gli eventi si sono verificati. Occorre poter intercettare e riconoscere i segnali prima che sia troppo tardi, quindi anche investire nella formazione di tutti gli operatori del settore, anche a livello sinergico, quindi integrare operazioni in qualche modo di collaborazione tra forze dell'ordine, servizi sociali, professionisti del settore, scuole, in modo tale che ci sia un'operazione strategica capillare su tutto il territorio a tutela di tutte le donne. Quindi insomma credo che ci sia una responsabilità collettiva importante in questo senso. Bene, un applauso ai nostri ospiti che hanno affrontato in maniera molto interessante e intelligente l'argomento, e cambiamo appunto argomento. Parliamo di giovani. Purtroppo è sempre più difficile la comunicazione tra giovani e adulti. A cosa è dovuto secondo voi? E ripartiamo da Monica. Allora, i nostri giovani parlano un linguaggio completamente diverso dal mio, per esempio, che sono nata in un'epoca nella quale non c'era digitalizzazione, non c'era il cellulare, non c'erano queste forme tecnologiche, questi strumenti che adesso invece
sono presenti sin dalla nascita di questi ragazzi e di queste ragazze, per cui il linguaggio che è totalmente cambiato è un linguaggio che noi non sappiamo parlare, come se ci trovassimo di fronte a persone che parlano un'altra lingua, che arrivano da un altro paese, e lo sforzo è quello di cercare di tradurre continuamente le frasi che di volta in volta ci vengono presentate, quindi con una fatica enorme e con risultati scarsissimi. Per cui il problema dell'intergenerazionalità è un problema sul quale si stanno facendo degli studi molto molto approfonditi. Adesso poi con l'intelligenza artificiale tutto si è ulteriormente accelerato e complicato, ma la cosa che è emersa e che è importantissima è quella di creare un linguaggio comune, cioè un linguaggio che possa avvicinare le generazioni pre-tecnologia, pre-digitalizzazione e post, in modo proprio da poter anche offrire il proprio sostegno, perché insomma le generazioni passate non le dobbiamo dimenticare o non le dobbiamo svalutare, sono generazioni che portano con sé esperienza, tradizione, se volete, insomma dei contenuti che devono arrivare ai nostri giovani, ma che purtroppo arrivano molto poco. Quindi la difficoltà della comunicazione c'è, dobbiamo accettarlo e dobbiamo provare ad avvicinarci noi ai giovani e non il contrario. Cinzia? Difficile al contrario, effettivamente. Però è una pretesa, no? Che viene ogni tanto agita, che sono loro che non ci capiscono, sono loro che devono cambiare, che devono un po', questi sono i luoghi comuni. Diventano dei diciamo. bias, cioè degli errori, no? Degli errori cognitivi che poi si presentano sia nei giovani sia negli adulti. È difficile anche definire qual è la linea di confine, cioè fino a che età si è giovani, riguardo anche alla mia destra, poi da che età non lo si è più, anche se il passaggio generazionale è molto veloce. I giovani con cui mi interfaccio mi mantengono in allenamento costante, considerate che comunque ne vedo, ne ho la responsabilità di tutti nella salute, ma settimanalmente insomma parlo con 10-12 di loro, prendendo in considerazione tutte le squadre che vedo durante la settimana. L'allenamento è stato un allenamento comunque che mi ha aiutata e che mi aiuta. Ci sono delle difficoltà, non so Monica se queste difficoltà ci sono sempre state, perché quando mi raccontano della loro quotidianità a volte faccio un salto a ritroso per la mia invidia. Vorrei a volte avere quei 17 anni, quei 16 anni dell'esplorazione del mondo. Certo che io, è anche vero, a onor di cronaca, mi interfaccio con ragazzi che fanno una gran fatica, perché è una fatica legata allo sport, legata allo studio, per cui mi interfaccio con quelli che potremmo definire quei bravi ragazzi, che sono impegnati nella loro quotidianità e che sono lontani da quelle piazze dove assistiamo a quegli atti di violenza. Ecco, insomma, c'è anche questa riflessione da fare. Ciò non significa che quelle espressioni di violenza io le possa intercettare anche in altri luoghi, o dai quotidiani o dalla stampa o dai servizi, insomma, televisivi. Quella mancanza di comunicazione mi spaventa, quella sì, perché lì c'è proprio una grande ostilità che si trasforma in violenza verbale, in violenza fisica, in aggressioni tra pari e anche con gli adulti. Insomma, questo l'abbiamo visto. Adesso spero di non andare fuori tema, ma sempre di approccio comunicativo si parla. Quello mi spaventa. Monica prima faceva un riferimento che era un riferimento legato agli argini, a quel contenitore, io li chiamo abbracci, sono degli abbracci, a volte stringono un po' di più, che sono legati alle regole. È sempre un approccio di tipo comunicativo, nel senso che l'adulto a volte deve imporre anche un confine che parte da un messaggio di tipo linguistico, per cui
da un linguaggio che viene codificato e decodificato dal giovane e dai giovani. Lì c'è gap, lì c'è distanza e ci deve essere distanza. È quella distanza che allontana quasi in forma gerarchica l'adulto dal giovane. A un certo punto ti devo dire cosa si fa e cosa non si fa. Entriamo in ascolto, ci confidiamo, ci raccontiamo, ma a un certo punto c'è un'accettazione quasi passiva, perché c'è stata la condivisione di quella che può essere la regola con l'ascolto. Insomma, questo lo voglio sottolineare, che non vorrei passare poi per ciò che non sono. L'ascolto, la comprensione indubbiamente. Neanch'io sono nata e cresciuta digitalmente, nel senso che se io penso alle mie esplorazioni in adolescenza, queste avvenivano senza nessun tipo di monitoraggio, di controllo, di applicazione, di velocità comunicativa con i pari, nel senso che cellulare neanch'io l'ho avuto, per cui effettivamente non posso comprendere cosa possa significare una comunicazione esclusiva utilizzando la virtualità. Sappiamo, perché di questo ne siamo consapevoli, che è un luogo virtuale che esiste, che mette in contatto e che velocizza tutto. Ecco, questo noi non riusciamo a comprenderlo appieno, perché non l'abbiamo vissuto in adolescenza, però lo comprendiamo come adulti. Forse la fatica potrebbe essere questa, di trasferire ciò che si vive da adulti in quella che è un'età molto particolare. A me piace definirla come l'età delle esplorazioni, cioè si esplora il mondo, si commettono degli errori, l'adulto dovrebbe monitorare dall'alto e capire qual è anche qui il confine dell'esplorazione pericolosa, cioè quella vai e fai le tue esperienze e vai, ma adesso ti fermo perché ti devo salvare. Posso fare? Certo. Ecco, questa è la tua esperienza, non è l'esperienza delle generazioni, quelle dei giovani, che invece questa esplorazione non la fanno nella realtà, ma la fanno in modo virtuale, e questo è un problema. Ce n'è un altro di problema, quello che l'ascolto e la condivisione sono molto importanti tra genitore e figlio, magari parliamo di questa relazione, però poi la trasgressione, che è normale in adolescenza, viene addirittura condivisa dal genitore, cosa che nella mia generazione e forse anche nella tua non esisteva, nel senso che la sana trasgressione veniva fatta lontano dai genitori e aveva un senso, e c'era tutto un simbolico importante per capire, comprendere, accettare poi il limite. Purtroppo, e questo è innegabile, invece noi osserviamo dei genitori che, pensando di fare una cosa giusta, condividono la trasgressione, e questo fa perdere di potere, no? Allo stesso gesto, per cui allo stesso comportamento, alla stessa azione, alla stessa esperienza, quindi poi l'asticella si alza e quei confini che non ci sono perché non vengono stabiliti facilmente si perdono. Tanto è vero che, per esempio, nello sport si ritrovano, perché insomma l'attività anche un po' disciplinata e disciplinante aiuta i ragazzi a comprendere che esistono anche dei no, esistono dei confini che non si possono e che non si possono valicare, e si prova anche piacere nel gestire quella necessità di fermarsi e di contenere quel tipo di reazione, quel tipo di comportamento, perché questo poi insomma sviluppa energia, ma questo è un altro tema, ecco. Sì, sono quelle asimmetrie che a volte vengono a mancare. Sono asimmetrie che dovremmo incontrare. Sì. Lo sport deve dare delle regole, perché senza regola nello sport non ci può essere competizione, quella competizione con sé innanzitutto. Certo. È un contesto che vive di regole e che non vive di trasgressioni in nessuna disciplina. È complesso, indubbiamente è complesso. Sì,
Allora, volevo fenomeno dire una cosa, complesso. innanzitutto siamo tutti giovani qui dentro, almeno dentro, Grazie, a parte grazie. Fabio, che è un nostalgico anni 80, quindi ha la sua Un po' anch'io, componente. Sì, dai. Sì. Approfitto, allora sentiamo anche Fabio cosa ha da dirci. Ma fondamentalmente riprendo quello che è già stato detto, che è diciamo il filo conduttore, la base, cioè si parla due linguaggi differenti. Questo lo vivo già io in certe situazioni dove io ho 48 anni, voglio dire, mi ritrovo a parlare con i figli dei miei amici che insomma si approcciano all'adolescenza, eccetera, vedono, percepiscono noi adulti come giudicanti, giudicatori, eccetera, loro si chiudono e non si riesce poi a trovare un punto, no, di contatto per far collimare la comunicazione che spesso svanisce e poi a sua volta innesca altri processi, percorsi che portano poi anche a incomprensioni, portano a prendere altre strade, a non riconoscere magari l'adulto come guida, che è uno dei ruoli che dovrebbe avere nei confronti appunto, specie genitori, nei confronti dei figli, piuttosto che gli insegnanti nei confronti degli studenti, però comunque salta anche proprio quel meccanismo comunicativo fra adulto e più giovane. Poi viviamo, è vero anche che parallelamente a tutto ciò viviamo in una società, come è stato detto, iperconnessa. Siamo iperconnessi, abbiamo 1000 linguaggi, ok? E non tutti questi linguaggi, queste connessioni poi portano a un dialogo vero e proprio. Quindi c'è questa assurdità che in un momento di iperconnettività siamo anche iperdisconnessi da tutto, dalla realtà, dal nostro vicino, anche di casa paradossalmente, piuttosto che con le generazioni sopra o sotto. Quindi è tutto uno scombussolamento che secondo me è accelerato molto negli anni 2000, negli ultimi 20-25 anni. È abbastanza, diciamo, accelerato, ecco, questa disconnessione creata da una velocità, da una iperconnessione, eccetera. Poi uno mi dirà sì, ok, però anche 50 anni fa l'adolescente dell'epoca, il giovane dell'epoca aveva difficoltà a parlare con chi invece ha vissuto gli anni 20, anni 30, sì, vero anche quello, però secondo me non abbiamo tutti presenti, insomma, vissuto quegli anni là, però credo vivendo quest'epoca, poter affermare che proprio perché siamo nati anche, come diceva Cinzia, anche, insomma, siamo nati in una società dove non c'era tecnologia, okay? Il primo cellulare è arrivato che avevamo, almeno io, 97. Ecco, sì, 96, non prima, là. 96-97, Sì, sì. esatto, È nata erano mia gli anni. figlia, quindi me lo ricordo. Fino a prima le ricerche, se andavi in biblioteca a farle, Esatto. tornavi a casa, ricopiavi, se avevi fortuna trovavi qualche tuo compagno di scuola in biblioteca, quella era la socialità del giorno, tornavi a casa, parlavi col papà e la mamma a tavola, il giorno dopo andavi a scuola, aspettavi ricreazione come se fosse il momento clou della giornata, era il momento clou della giornata per connetterti col prossimo. E poi adesso invece ti svegli. Ci sono momenti altri. Ci sono momenti altri. Ci sono momenti altri. Non è che non ci siano. No. Ci sono momenti altri Noi li vediamo. che non vediamo, che non vediamo, che noi non vediamo, ma che esistono. È quella la complessità. Poi noi siamo nostalgici, noi siamo più o meno coetanei, siamo nostalgici. Già questa narrazione è nostalgica. Sì, molto. Ma per entrambi, anche Molto. per me, no? L'ho anticipato per Fabio, mentre lo dicevo mi stavo non ci super sono cazzolando sorprese. mentre lo dicevo, quindi Ecco, mi qui stavo siamo in due nostalgici. mi stavo rendendo conto, in 89. effetti. Prendevo la scia nostalgica, no? È un po' il mio indole, ecco. Sì. Per cui diamo già giudizio. Esatto, Facendo così diamo già giudizio. esatto. Ecco, io sono curioso adesso di sentire Giorgia, perché di fatto io sono una via di mezzo, perché ho iniziato molto presto a navigare in internet, che avevo 12 anni nel 94. Quindi ho anche bruciato le tappe sotto questo punto di vista, però poi l'ho continuato a utilizzare sia per uso personale, sia poi per uso professionale, ma voglio sentire invece per chi è una nativa.
Sì, allora effettivamente per ricollegarmi un po' a quanto si diceva, il gap generazionale tra genitori, figli, adulti e giovani che ha sempre contraddistinto le generazioni negli ultimi anni, come diceva Fabio, a partire dagli anni 2000 si è intensificato e è diventato più marcato. E spesso e volentieri sembra che adulti e ragazzi parlino lingue diverse ed è effettivamente così. E ascoltavo Fabio prima che raccontava e diceva io ho 48 anni e parlando con i figli dei miei amici spesso e volentieri riscontro delle difficoltà. Io ne ho 30 e ho le stesse difficoltà, nel senso che parlando con insomma, ragazzi di qualche anno più giovane di me, un po' di anni più giovane di me, faccio anch'io fatica a volte a comprendere effettivamente. Viene utilizzato un linguaggio proprio fatto di neologismi, abbreviazioni, slang presi dai social, dall'inglese, che sono difficili da interpretare e da comprendere. Immagino già per me, che insomma appartengo a una generazione più vicina alla generazione Z, per dire, è difficile. Immagino quanto possa esserlo per un adulto cresciuto in un'altra generazione, in un altro mondo, in un contesto sociale completamente diverso. E credo che questa difficoltà comunicativa si arrivi più in profondità di un semplice tema di non capirsi, di utilizzare espressioni diverse, gerghi diversi. Incide non soltanto nella difficoltà del capirsi, ma anche nella difficoltà emotiva. Se da un lato abbiamo dei ragazzi che si esprimono con un linguaggio che gli adulti non capiscono e quindi l'adulto forse si trova a dover fare i conti con una sorta di frustrazione per l'incapacità di capire, di comprendere quello che gli viene detto dal suo stesso figlio, dall'alunno, insomma dai ragazzi con cui ha a che fare. Dall'altro lato c'è la fragilità, la vulnerabilità di ragazzi che non trovano il canale comunicativo giusto, fanno fatica a esprimere le proprie emozioni, hanno paura di essere fraintesi, giudicati, percepiscono a volte l'adulto come ostile, come giudicante, come in qualche modo distante, proprio forse per la difficoltà reciproca di trovare un gergo comune. Poi sicuramente la digitalizzazione ha chiuso il cerchio, nel senso che la realtà virtuale in cui i ragazzi vivono quotidianamente, io in primis, ma insomma le generazioni più giovani ancor più, ha profondamente cambiato le dinamiche, la struttura dei legami. Alla presenza fisica si è sostituita un'interconnessione continua, ma che non è altrettanto stabile e costante quanto a quella che si crea nella realtà fisica di tutti i giorni. Quindi viviamo nel paradosso in cui siamo sempre connessi ma allo stesso tempo siamo sempre più soli, e questo crea un forte senso, a mio avviso, di isolamento, anche di distacco dalla realtà, quindi diventa veramente difficile trovare uno spazio comune, un linguaggio comune con cui parlarsi, capirsi e soprattutto superare quel senso di inadeguatezza che credo da entrambe le parti a volte si percepisca. Un po' i giovani si sentono non compresi e gli adulti si sentono forse messi un po' all'angolo o comunque non in grado di affrontare adeguatamente il loro ruolo educativo, e credo che possa essere frustrante, ecco, quindi l'ambivalenza di questo sentimento genera forse una barriera relazionale difficile da superare, ecco. Se posso aggiungere una cosa che riguarda un aspetto, insomma, secondo me importante, che riguarda la difficoltà nella comunicazione. Allora, è chiaro da sempre, la generazione, i genitori non capiscono i figli non si sentono compresi, questo è, come dire, un leitmotiv che caratterizza le famiglie e la relazione proprio genitore-figlio, figlio-genitore. Però ci sono dei passaggi nella storia che sono passaggi, che sono degli sbalzi quasi quantici, no? Ci sono stati proprio dei cambiamenti radicali, molto forti, per esempio l'auto, il treno, ok? Che hanno velocizzato gli spostamenti e che hanno spinto le persone a fare un cambiamento di pattern mentali. Quindi la comunicazione non è solo comunicazione intesa come gergo, come, ok? Ma è proprio una struttura mentale che si trasforma. esatto. Tanto è vero che
i tempi di risposta nei giovani sono tempi che non comprendono l'attesa e la tolleranza, perché sui social o comunque attraverso il telefono si riducono a zero questi spazi. Per cui già questo è un cambiamento molto forte, molto importante, che vede un linguaggio trasformarsi e per il quale è chiaro che la generazione precedente deve un po', no, spingere sull'acceleratore Velocizzare un per po'. cercare di arrivare a quella velocità di pensiero che caratterizza queste nuove generazioni, la tua sicuramente, e man mano che andiamo avanti ancora di Certo. più. E poi noi uscivamo di casa per incontrare gli amici, loro accendono il computer e entrano in contatto e creano la chat di gruppo, l'incontro di gruppo, quindi è proprio un cambiamento molto molto forte, al quale probabilmente dobbiamo prepararci. A me piacerebbe vedere, per esempio, nelle scuole dei ragazzi che fanno lezioni a noi, non il contrario, perché loro ci devono insegnare che cosa vuol dire, qual è il loro linguaggio, e proprio per non demonizzarlo, come invece accade, no? Perché non lo capiamo e quindi ci sembra una cosa negativa, partendo dal presupposto che siamo noi che dobbiamo insegnare, no? Adesso forse dovremmo ascoltarli e dovremmo comprendere un po' di più di questo mondo in trasformazione. E aggiungo giusto una cosa prima della pausa pubblicitaria, perché hai detto una cosa molto interessante e importante riguardo alla velocità della comunicazione. Adesso noi abbiamo Giorgia qui in studio che presto diventerà giornalista, sarà iscritta all'albo, Speriamo. manca ancora qualche mese, no? Giusto? Sì, sì, manca Ecco. poco. Noi siamo colleghi, tra l'altro, Il Piave e direttore Alessandro Bizzo, quello che avete visto prima. Esatto. La comunicazione da parte del giornalista cambia, quindi adesso preparati perché veramente sta cambiando tutto e diventerà un ponte tra i giovani e la velocità della comunicazione in generale. Quindi non si cerca più la cronaca, la notizia pura e cruda, ma si cerca un modo per trasmettere qualcosa. Quindi vedrai che i corsi di aggiornamento adesso arriveranno e saranno proprio questi, quindi dovrai farli anche tu, sono obbligatori. Assolutamente, sono pronta. Bene, allora cedo la parola alla regia per una breve pausa pubblicitaria, non cambiate canale, restate con noi. Rieccoci in diretta su Caffè TV24. Passiamo a un altro argomento sempre riguardante i giovani e farei una domanda ai nostri ospiti speciali in studio. Come vi rapportate a livello terapeutico con i giovani? E partiamo da Monica. Allora, i giovani a me piacciono moltissimo, mi piace molto lavorare con questa dimensione, entrare in contatto con loro, creare un linguaggio comune. La cosa molto bella nei giovani è che il tabù della psicologia, dello psicologo non c'è più, per cui loro si avvicinano con grande fiducia a noi psicologi, quindi con quell'atteggiamento giusto col quale si va anche dal medico proprio per chiedere un sostegno, un aiuto, per condividere degli stati d'animo, con grande affidamento. Ecco, e questa è una cosa che riscontro nei giovani, molto meno negli adulti che appunto hanno un altro, come dire, format mentale, quindi lavorare con loro è bello. E la cosa che naturalmente mi dispiace è vederli già così in difficoltà, e cioè sindromi o disturbi che 20 anni fa, 30 anni fa erano proprio appannaggio degli adulti, il discontrollo dell'ansia, gli attacchi di panico, tutto quello che è proprio il controllo delle emozioni, adesso le depressioni anche sembrano aver, come dire, un po' valicato i confini delle nuove generazioni e quindi loro arrivano già con questo malessere così ben strutturato e costruito. Ecco, questa è una cosa che mi spiace molto verificare, ma purtroppo è così. C'è tanto di bello nelle nuove generazioni, ma ci sono anche delle grandi difficoltà a gestire
la realtà e l'incontro con la realtà, quindi è tutto molto faticoso per loro. Si parla per esempio di una sorta di invecchiamento precoce dei nostri giovani, che parlano proprio di sentirsi già molto vecchi dentro. Questa è una cosa che spesso, diciamo, una dichiarazione che mi fanno, quindi con poca energia per affrontare le difficoltà. Ecco, questa è una caratteristica che un po' li definisce, e almeno i ragazzi, quelli che arrivano in studio, per cui diciamo, l'ascolto è molto importante, l'accoglienza, ma anche proprio riuscire a decodificare questo nuovo linguaggio, anche patologico, che portano in studio. Crescono troppo in fretta. Crescono probabilmente troppo in fretta, quindi sono già faticati dalla vita, sì, troppi stimoli. Cinzia? Io lavoro sul potenziale, per cui li affianco e affianco prima gli adulti che lavorano con loro per creare un ambiente tale per cui possano avere la libertà di esprimere in pieno ciò che sono. E noi parliamo di talento, per cui li aiuto a creare gli adulti a creare un ambiente tale che possa permettere ai giovani di esprimersi al meglio. Per cui lavorando sul potenziale loro mi vedono come un adulto altro che li aiuta in campo, tanto che qualcuno mi chiama Psycho, qualcuno mi chiama Cinzia, qualcuno mi chiama Mister e nessuno mi chiama la psicologa, pur sapendo comunque che sono a loro disposizione per tutti gli aspetti mentali. Per cui come responsabile di area psicologica in questi anni ho deciso nell'ambiente sportivo di aiutarli a tirar fuori ciò che hanno. Io mi affianco all'area tecnica, per cui uniamo, parlo al plurale perché non sono sola, uniamo quelli che sono gli aspetti tecnici legati all'agire a quelli che sono gli aspetti mentali. Le fatiche che possiamo incontrare, forse devo descrivere meglio il lavoro dello psicologo da campo perché non tutti lo conoscono. Io scendo in campo con la tuta, perché sono parte dello staff, come i tecnici, e se volete mi ricollego anche alla tematica che è stata esposta prima perché si interseca molto bene in ambiente maschile. Io da molti anni sono l'unica donna, per cui riusciamo anche a sensibilizzare questi giovani maschi a crescere con il rispetto della figura femminile. Cosa portano? Loro portano ad occhi sgranati, perché così li potrei descrivere, ciò che possono fare, ciò che possono dire e ciò che possono dire a me, perché noi facciamo sportelli periodici, settimanali, ciò che possono dire nei momenti anche di difficoltà, perché descrivono anche quella di difficoltà, che è una difficoltà, trovo io, legata al giudizio, a volte legata al giudizio che è al di fuori della rete, per cui legata al pubblico, a volte alla famiglia, a volte ai genitori che possono essere richiestivi, troppo richiestivi. Invece i giovani devono essere liberi di sbagliare, di non essere perfetti, di non essere quella creatura immaginata e sognata, ma sono semplicemente ciò che sono, in tutta la loro meravigliosità. Qui, a differenza della collega, non intercetto patologie, insomma difficilmente ne ho individuate. Quando le ho individuate, insomma, si contano sulle dita di una mano. Ho fatto degli invii a chi è molto più preparato di me e anche che ha un ruolo completamente diverso dal mio. Noi partiamo, e questa è stata l'ultima progettualità con il responsabile del settore giovanile, con Sabatini, e quella è stata appunto quella di dare in campo un elemento di staff che potesse essere visto come un mister, per cui la preparazione mentale, l'ascolto, il consiglio, che è un consiglio strutturato, ovviamente non è il consiglio di un'amica, per fare in modo che l'esperienza sportiva, faticosa, perché è vero, crescono velocemente, da noi crescono velocemente perché si chiede una serietà e un'integrità legata alla maglia che costa anche fatica, insomma la fatica delle scelte, la fatica di scegliere
le partite, gli allenamenti, a volte agli amici, a qualche uscita birichina, come le definisco io, insomma, un impegno che è legato a un sogno per quanto riguardano noi, no? E con grande attenzione alla scuola. Ecco, questo noi lo chiediamo sempre e io lo chiedo sempre. Per cui ecco, questo è l'approccio che io ho, per cui prima quando dicevo io mi occupo di cose belle, ho questa fortuna, ho questo tipo di dialogo che mi avvicina. Forse rimane in me quel Peter Pan che mi permette di entrare in campo. Delle volte ci devo pensare, mi devo dire attenta, perché ormai i 47 li hai compiuti. Però insomma con quella maturità professionale anche da donna e da madre che mi porta, come potrei dire, a mettermi a supporto non solo dei ragazzi. Sono stata ridondante in questo, ma perché è importantissimo mettermi a disposizione di tutti gli adulti che poi sono a contatto con i ragazzi, perché noi non riusciamo ad esserci sempre come psicologi in tutte le situazioni. Nostra responsabilità è fare in modo che gli adulti che stanno con i ragazzi possano avere degli strumenti, non essere psicologi perché è impossibile, come se io volessi fare l'allenatrice, non lo posso fare per ovvi motivi, per dare degli strumenti in più, a volte anche per intercettare. Bene, grazie, veramente molto interessante i due punti di vista, differenti ma in un certo modo anche simili, perché poi ovviamente ci sono delle differenze negli ambiti, ma stiamo parlando appunto di crescita rapida, grande responsabilità. Forse anche questa è una cosa interessante, perché parlando di un centinaio di anni fa la responsabilità ai giovani veniva data molto di più. Oggi si chiede quasi di tornare indietro, quindi poi dopo è ovvio non siamo noi a dare un giudizio è giusto o sbagliato, ma la cosa più importante oggi secondo me, questa è la mia opinione per i giovani, è quella di dare fiducia, che questa manca veramente tanto. L'errore nostro, adesso mi metto dalla parte degli anziani, diciamo così, è proprio quello di molto spesso non dare abbastanza fiducia ai giovani. Abbiamo paura di sbagliare, cioè di fargli sbagliare senza provare, quindi questo è anche responsabilità nostra. Ma anche nell'iperprotezione, cioè proprio iperprotezione, anche questa, presunzione. anche Passiamo all'ultima domanda. Si fa sempre più fatica a coinvolgere i giovani nella cultura e nel sociale. Quali consigli ci date per riuscire in questo intento? Io questa volta partirei proprio da Giorgia. Sì, allora diciamo che da questa serata e da quello che abbiamo detto sono emerse tante cose e mi sono portata a casa anche tanti spunti. Io appartengo a una generazione diversa, però sicuramente c'è una distanza anche rispetto ai ragazzi più giovani, anche per me, proprio a testimonianza della, come si dice, della velocità del cambiamento. A pochi anni di distanza già ci sono delle differenze così grandi, proprio per la rapidità con cui tutto muta in quest'epoca. Credo che un aspetto fondamentale, senza concentrarmi in progetti o soluzioni specifiche o di dettaglio, sia quello di cercare di colmare la distanza di cui abbiamo parlato oggi, quindi di superare la distanza tra adulti e giovani in modo tale che gli uni non riconoscano negli altri una controparte ostile o lontana o distante. E per farlo credo serva costruire uno spazio nelle famiglie, nelle scuole, nell'associazionismo anche sportivo di dialogo dove però esercitare consapevolmente un ascolto attivo, un ascolto empatico. Credo sia importante riconoscere le emozioni, validarle senza giudicarle. Spesso ascoltiamo solo con l'obiettivo di controbattere, di rispondere, non per comprendere. Quindi credo che sia importante reagire, rispondere non soltanto ai comportamenti che vediamo nei ragazzi più giovani, credo sia importante capire quali sono i sentimenti e le emozioni che li provocano e li scaturiscono e da cui scaturiscono. Quindi anziché vedere solo l'atteggiamento, a volte vedo in ragazzi poco più giovani di me un atteggiamento a volte provocatorio, di sfida,
e vedo negli adulti non un tentativo di comprensione, ma una risposta di attacco. Forse serve capire qual è la richiesta di aiuto sottostante a quella provocazione, a quel gesto in qualche modo di ostilità che ci lanciano. Poi, per ricollegarmi anche a una cosa che diceva Monica, su cui mi trovo d'accordo, credo serva a volte mettersi anche nella prospettiva non soltanto di insegnare, ma anche di farci insegnare qualcosa. Costruiamo dei momenti in cui ci affianchiamo ai giovani, ai ragazzi, perché ci insegnino come si utilizza uno strumento digitale che non conosciamo, perché utilizzano un certo termine piuttosto che un altro. Cerchiamo di capire e non soltanto di cercare di imporre una visione che è la nostra, ma non necessariamente deve essere anche la loro. E quindi ecco, anche forse mettere anche delle regole di convivenza anche digitale nelle famiglie, nelle scuole, quindi non vietiamo l'utilizzo dei telefoni, dei social, cioè non demonizziamoli perché facciamo un danno, ma cerchiamo di utilizzarli bene, creiamo dei momenti offline di condivisione dove ci siano delle esperienze condivise e poi mettiamoci accanto a loro per capire come utilizzare insieme a loro gli strumenti di cui si avvalgono durante la vita di tutti i giorni. Quindi credo che il modo per coinvolgerli sia creare un territorio comune e non un territorio di scontro. Ecco, quindi Grazie. un po' questo. Io lancio una provocazione a Fabio, perché ormai noi operiamo in questa maniera. No, hai detto delle cose giustissime e condivisibili, però io faccio la domanda a Fabio, così ma il giovane è disposto a condividere del tempo con l'adulto? Tu hai detto per esempio ad insegnare qualcosa di informatico, adesso Sì, la sì, semplifico. Fabio? Sì, se si creano le condizioni per, si crea il linguaggio per, si crea il contesto / luogo per. Quello che diceva appunto che mi ha predeceduto, creare lo spazio comune. Esatto. Quando si crea uno spazio comune, allora si mette allo stesso tavolo, allo stesso livello e si può costruire il dialogo. Fondamentalmente bisogna renderli protagonisti, non spettatori. Questo di fatto è uno slogan che mi sento dire. La domanda che tu hai posto prima a Giorgia è una domanda che mi pongo ogni giorno nelle mie attività, quella politica, quella culturale, e ogni giorno cerco di appunto capire come fare intercettare, perché quotidianamente mi scontro sempre più che alle iniziative che sulla carta sono straordinarie, che io penso, se io avessi avuto 20 anni sarei andato, fa l'iniziativa e la media la abbasso, io la abbasso. E allora lì torno a casa, mi ripongo la domanda che mi ero posto prima di andare a progettare l'evento. E siamo sempre là, quindi vuol dire che qualcosa si sbaglia, sicuramente qualche errore si commette. Credo che poi bisogna anche in qualche maniera, sempre riagganciandomi a prima, andare a intercettare i giovani nei loro luoghi, e anche col loro linguaggio, perché no? Perché se c'è un problema di comunicazione, se c'è un problema di linguaggio dove nessuno fa il primo passo, io credo che per attirarli in qualche maniera si dovrebbe un attimo provare a entrare in loro. Qua ritorna la mia provocazione, però. Ti fanno entrare loro nei loro luoghi? Ecco, qua dopo credo supporto la consulenza delle psicologhe o della futura neogiornalista. Perché se posso fare un esempio, sì, approfitto solo giusto per, ecco, io ho detto prima, ho iniziato ad utilizzare internet molto da giovane. Per me il sol pensiero di insegnare ai miei genitori cos'era internet era uscire dalla mia comfort zone dell'epoca, cioè io avevo il mio spazio dove io potevo fare quello che volevo, tra virgolette ovviamente, nei limiti delle possibilità, ma che era solo mio, quindi è questo il concetto. Ma ti capisco benissimo, perché in quel periodo là, 94-95, vivevo la tua stessa situazione, anch'io nella cameretta. Però vedi che tu eri già anziano. Io ero già anziano, sì, ero un po' più, ero fuori quota.
avevo già qualche anno No, più. tu eri giusto, ero io che ero molto giovane. Dai. Però a prescindere comunque ci isolavamo in qualche maniera, avevamo un nostro linguaggio, cercavamo di crearci una nostra dimensione, evidentemente. Ma se, tornando alla tua provocazione, se sono disposti, io ripeto, sempre dipende anche il contesto in cui vivono, dipende anche dalle condizioni familiari in cui vivono, perché magari abbiamo dei pregiudizi, preconcetti verso certi giovani, ma tanto non mi ascolta. Io non conosco quel giovane, non so, non posso sapere che condizioni vive, che predisposizione all'ascolto ha. Se io non riesco a intercettarlo, non riesco a avvicinarmi, poi evidentemente o eventualmente sarà lui a respingermi o io in qualche maniera cercare di cambiare rapidamente strategia o approccio per trovare come dire, un pertugio, no? dove entrare nel suo mondo, nella sua dimensione. Però io credo sempre che si debba tentare, perché da qualche parte ce l'hanno questo dispositivo di connessione, ce l'hanno la porta USB da qualche parte per connettersi, no? Quindi poi voi siete professionisti. Io passo la parola a nel Cinzia, settore. ma ditemi se sto sbagliando. Il primo approccio è sempre quello di ascoltare e poi porci, Beh, ascolto, sì. perché altrimenti... Assolutamente sì. Ascolto prima di tutto, a prescindere, chiuso. Sai che variabile inserisco? Il tempo per osservare e poi per ascoltare. Diamoci il tempo per vedere, per capire se è il momento giusto. E poi, compreso che quello potrebbe, e usiamo il condizionale, essere il momento giusto, provare a capire già con l'osservazione se possiamo ascoltare, captare qualcosa, che non esce col verbo, cioè non esce con la parola. Potrebbe essere solo un linguaggio, non è solo, perché è complesso il linguaggio del corpo. E poi cerchiamo di capire se è il momento giusto, è complessissimo. E altra variabile, guardate quante variabili ci sono. Quanti giovani? Che tipo di giovani? Sono i giovani che sono a noi vicini, per cui potremo parlare di famiglia, abbiamo parlato di cameretta, perché ogni ragazzo e ogni ragazza ha dei luoghi che sono delle comfort zone, che sono diversi. Per cui anche questo. Ci deve essere una reciproca osservazione. E per quanto riguarda, torno alla prima provocazione, quesito, come li possiamo avvicinare al sociale, alla politica, perché è importantissimo avvicinare i giovani alla politica, all'impegno pubblico. E io credo molto nel contagio, negli esempi. Far vedere che, per cui iniziare a tirar fuori quelle ragazze e quei ragazzi che hanno predisposizione. Chi ci può aiutare? Ci può aiutare la scuola lì, un'agenzia educativa che intercetta una potenzialità. E lì cercare di capire se possiamo avere dei giovani, vabbè, insomma, parliamo proprio di politica, che hanno un'attitudine all'impegno. Per cui andare a capire se ci sono delle attitudini vicino a noi. Quindi l'ascolto, sempre lì. Sì, guardiamo, ascoltiamo, cerchiamo di capire che non è un'attitudine, non è necessariamente un'attitudine che si palesa con un voto scolastico o con, come potrei definirlo, con un movimento, no? E nel contesto sociale, per cui in presenza, online, in una realtà virtuale, ma qui parliamo proprio di potenziale, perché il potenziale lo vede l'adulto che ha esperienza. Anche tra pari ci può essere un riconoscimento del potenziale, cioè riconoscere il valore nell'altro che è come me. Però l'adulto ha questo tipo di responsabilità e ha la responsabilità di non avere fissazioni e di non stereotipare il giovane inserendo quei bias, quello che dicevo prima, quei bias cognitivi, quegli errori. Per cui gli errori che facciamo sono i giovani sono così e invece gli adulti sono in un altro modo. Noi lo lanciamo, può essere anche sì, declinato come pregiudizio o preconcetto. Quanti adulti ci sono, quanti agiti ci sono, quanti giovani ci sono. Per cui sì, volendo chiudere per quanto mi riguarda con una riflessione, è che è complesso, ma le relazioni sono complesse,
sono meravigliose. Adesso noi 4 che siamo qui seduti, ovviamente abbiamo anche un'attitudine all'osservazione e alla relazione, altrimenti non ci saremmo neppure confrontati. Questa potrebbe essere la sfida. E chiudiamo il cerchio allora con Monica. Allora, stavo pensando all'ascolto, io insegno anche comunicazione come formatrice e quando mi trovo in gruppi di giovani tra i 19 e i 22 anni, mi piace molto lavorare con un ascolto attivo, che è un ascolto che io dico non si fa solo con le orecchie, ma si fa osservando, percependo, quindi sentendo l'ambiente, vivendo diciamo in maniera prossemica l'altro, traducendo tutti quelli che sono i segnali non verbali che vengono lanciati, quindi un ascolto veramente complesso, fatto di osservazione prima di tutto, ed è vero che noi dovremmo osservarli, i nostri giovani, e dovremmo ascoltarli, perché non è facile fare entrare un adulto nella propria comfort zone. Io avevo, mi ricordo, la musica, mi chiudevo nella mia stanza e ascoltavo della musica assurda. Mia madre sicuramente non avrebbe voluto condividere quel momento con me, per cui io ero tranquilla e protetta da questa esperienza. I ragazzi invece utilizzano la tecnologia che utilizziamo anche noi e che non sappiamo utilizzare come loro, quindi Esatto. chiedere aiuto significa entrare in questa dimensione intima, in questo spazio intimo. Uno dei problemi qual è? Quello che fa scattare il giudizio o la distanza, è che noi tendiamo ad utilizzarli, a strumentalizzarli, in qualche modo ci servono, e questo naturalmente alza le difese nel giovane. Se invece l'incontro fosse un incontro rivolto ad una condivisione, tu sai fare questo, ho bisogno che tu mi insegni perché ho bisogno di entrare in una comunicazione che non è la mia, ecco, forse questo potrebbe aiutare i giovani a ridurre quella distanza, che è una distanza che loro mettono perché non vogliono farci entrare in qualcosa che fa parte proprio, no, di un mondo intimo. Quindi spazio, tempo, ascolto e assenza di un intervento, come dire, che è strumentale, questo sicuramente favorisce l'incontro tra adulti e ragazzi. Bene, siamo giunti al termine della nostra puntata, passiamo ai saluti finali. Fabio Casetto. Grazie Matteo, grazie a tutti e grazie anche alle nostre ospiti per questa interessante puntata. Monica Di Monte. Grazie. Cinzia Mattiolo. Grazie. E Giorgia Lucchetta. Grazie a tutti, buona serata. Ringraziamo il nostro pubblico in studio e anche tutti i nostri telespettatori che come sempre ci seguono numerosi. Vi ricordo che la prossima puntata è fissata per martedì 9 dicembre, sempre alle ore 21. Io vi auguro una buona notte e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie e arrivederci.